Regione Sicilia ha un nuovo assessore al lavoro e alla formazione. Si tratta di Accursio Gallo, avvocato civilista di 52 anni. Gallo è un noto esperto del diritto del lavoro, già responsabile della formazione dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. Prende il posto di Mario Centorrino, che si è dimesso alcune settimane fa. Lombardo ha presentato Gallo a sorpresa, a margine di una conferenza stampa con l'assessore all'agricoltura Francesco Aiello sulla procedura di riconoscimento del marchio IGP per il cioccolato di Modica. Tra lo stupore dei cronisti, Lombardo ha detto: vi presento il nuovo assessore. Gallo è attualmente responsabile formazione in seno al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ed è vicino all'MPS, la formazione politica di Riccardo Savona, presidente della Commissione Bilancio all'Ars. Lombardo ha anche annunciato che Massimo Russo, recentemente lanciato dall'MPA come candidato alla presidenza della Regione, sarà nominato vicepresidente nella prossima riunione di giunta. Ci sono moltissimi problemi da affrontare. Adesso noi ci metteremo immediatamente al lavoro costituendo uno staff che deve essere ovviamente all'altezza della situazione, perché vogliamo non soltanto mettere in evidenza quelli che sono i problemi attuali della formazione, ma cercare anche, sebbene in un periodo che potrebbe essere breve, vogliamo anche dare delle risposte a una serie di soggetti che in questo momento li stanno aspettando. Noi non ci possiamo nascondere che questo è un momento di grave crisi, quindi noi io ritengo che qualunque cittadino siciliano che sia chiamato a partecipare a dare il proprio contributo, anche soltanto per un giorno, deve avere l'impegno, deve avere l'onore di accettare di dare il proprio contributo, ed è in questa ottica ovviamente che io ho accettato questo incarico. Noi sappiamo benissimo che c'è un progetto in itinere, dobbiamo reperire e verificare quali sono le risorse. Ripeto, secondo noi la cosa più importante, ma mi dovete dare ovviamente il tempo di guardare le carte, di mettermi a lavorare, è un attimo troppo presto, è dare delle risposte importanti a questa regione, a questa città, in un momento di particolare crisi come quello che stiamo attraversando.